In onda la rassegna stampa. Allora, mentre io parlo qua, tu ti fai la tisanina, ho capito? Tisanina rinforzante. Perfetto. Ah, una tisanina che ti rinforza la mattina ci vuole, eh? Poi quando c'hai Sammy Varin che comincia a ciarlare, la finisce, mamma mia. Buongiorno amici vicini e lontani, 7:30 in punto, ragazzi, c'è qua, siamo perfezionisti. Il buongiorno si sente dal Varin, la voce di Sammy Varin in diretta nazionale su Radio Libertà. Ci ascoltate in tutta Italia con la vostra radio DAB, in tutto il mondo sul sito radiolibertà.net, ma ancora più bello scaricare l'applicazione di Radio Libertà sul vostro cellulare e voilà, portarci dappertutto, anche sottoterra, in senso buono. Quando aspettate la metropolitana dove c'è campo, ci ascoltate. Poi, chiaro, quelli che frequentano i social, potete ascoltare Radio Libertà su Facebook e su YouTube, in modo particolare su Facebook cercando Lega Salvini Premier, dove questa trasmissione va in diretta e, ragazzi miei, non me la vuoi tirare? Me la tiro. Abbiamo milioni e milioni di follower che ci guardano, che ci ascoltano, che ci osannano, ma che soprattutto ci condividono le nostre trasmissioni. Il bello è che questa è una rassegna stampa che deve far capire a una certa parte politica dove andare, dove si sbaglia, come ascoltare anche chi ti critica, ragazzi miei, che questa è una radio anche di criticoni. E allora, se partecipate, appartenete a una certa parte politica, che è quella che vorrebbe un'Italia più sicura, un'Italia più alla portata dei cittadini, più slegata da questa Europa, beh, cercate il Lega Salvini Premier su Facebook, intercettate questa rassegna stampa e poi schiacciate il pulsantino condividi e la inviate a parenti o amici attraverso WhatsApp. Eccola lì l'azione bella che potete fare a quest'ora del mattino. Altra azione bella. State guardando in radiovisione? Lo sapete che sui social siamo anche in video? Vi sto facendo vedere la lista di tutte le vie milanesi dove il 20 e 21 giugno si potrà votare per eleggere il sindaco di Milano. No! Ma davvero? Giurin giureta. Oh, chiaro. Sono le nostre proposte, la proposta della Lega, le proposte di voi ascoltatori, signori, che potete proporre anche tramite WhatsApp, perché qui facciamo una prima scremata, poi la faccio avere a Samuele Piscina e a quelli della gang per vedere un po' che cosa si pensa tra gli ascoltatori di Radio Libertà. Quindi, già adesso potete inviare un WhatsApp al 3406709659. Chi proponete come sindaco di Milano? Della Lega, del centrodestra, ma anche se vi vengono altre idee, secondo voi un personaggio interessante che potrebbe farsi valere, farsi votare, soprattutto che abbia una potenza d'animo, un carisma sufficiente, perché lo sapete, il tempo è poco, per farsi conoscere ci vuole qualcuno che veramente abbia il polso. Certo, all'interno della Lega ne è pieno e non c'è che l'imbarazzo della scelta. Cercate su Facebook questo volantino, il 20 e 21 giugno vi avvicinerete a uno dei tanti banchetti della Lega in giro per Milano e avrete l'occasione di votare, di dare il vostro consiglio, la vostra proposta per il prossimo sindaco di Milano. Visto che gli amici, i compari del centrodestra, ancora dico, sì, lo facciamo, sto cavolo, non lo fanno, non hanno alcuna voglia. Misteri, apparizioni, sparizioni. Prima di tuffarmi all'interno dei quotidiani, diamo un'occhiata ai siti elettronici, non ci sono novità, le solite frasi, ma stavolta è la volta buona, ve l'avevo detto, questo weekend si firmava la pace e infatti non si è firmata. USA e Iran annunciano un accordo, venerdì la firma, capito? Venerdì la firma, ma come? Dal vivo o digitale? Non l'abbiamo ancora capito. Trump
petroliere, accendete i motori. Italia, Francia e Germania e UK, patto per sminare lo stretto. Insomma, siamo già pronti a sminar lo stretto e la cosa ci piace tanto perché ci eccita a noi italiani andare a sminare dove ci sono le mine, siamo i più bravi. Il Corriere si chiede anche cosa succede dopo la firma di Ginevra nella fase 2, ecco i nodi da sciogliere nei prossimi 60 giorni, al centro c'è l'uranio, naturalmente tutti si arricchiscono e anche l'uranio lo volevano far arricchire, non si può arricchire l'uranio in Iran, sappiatelo. C'eravamo già passati in altre zone del mondo dove sembrava che facessero armi chimiche eccetera, poi non avevano fatto niente, ma lascia stare, fatto sta che forse ce la facciamo, potrebbe essere la volta buona, capito? Non litighiamoci, amiamoci l'un l'altro come lui ha amato noi, proviamoci almeno alle 7:30 del mattino. Fammi vedere Repubblica, siglato l'accordo tra USA e Iran, riapre Hormuz, Trump, che il petrolio scorra. È un dio Trump. La diretta, venerdì la firma in Svizzera, Francia, Regno Unito, Germania e Italia, missione marittima per sminare lo stretto. Crolla il prezzo del greggio e qui tutti fuori, lingua fuori per tutti, vogliamo tanto greggio, sì. Oh, fatemi sapere cosa ne pensate già a quest'ora, se mi state ascoltando in diretta o se mi guardate su qualche social, anche se sono le 7 di sera, inviatemi un WhatsApp al 340 6709 659, perché il bello di questa rassegna stampa è che io ogni mezz'ora leggo i vostri messaggi e questo succede anche per chi mi ascolta in replica. Il primo che arriva qua in studio apre il computer, legge i vostri commenti e i fatti del giorno. È una cosa molto molto carina che facciamo solo noi di Radio Libertà. Vi porto su Libero al titolo forse più divertente questa mattina, anche perché è lunedì, non c'è il manifesto e quindi niente titolo comunista, ma si parla proprio di loro, signori. Libero titola questa mattina: la sinistra con la mania del bavaglio, comunisti patentati. La Meloni contro la dichiarazione di antifascismo, chiesta agli editori per andare a più libri più liberi. È bello perché anche la dicitura più libri più liberi è come noi che a Radio Libertà, che io invito un artista e mi deve firmare la dichiarazione antifascista. Dice: ma scusa, ma è Radio Libertà e devo firmarti la dichiarazione che sono antifascista? È censura e c'è il nodo dei fondi. Questa è la prima pagina del quotidiano Libero. Avete già capito tutto quanto? No, ve lo spiego tra poco, perché comunque è un argomento che riguarda il weekend e siete stati autorizzati nel weekend a spegnere radio, televisioni, magari cercare di andare al mare. Siete riusciti ad andare al mare? Perché c'erano di quelle code assurde per quelli che partivano. Però senti, è uno sforzo che è giusto fare, perché comunque prima o poi ci arrivi. Dicevo, prima pagina del quotidiano Libero, ricco di emozioni, devo dirvi con grande dispiacere, praticamente su tutti i quotidiani, e voi mi dite basta Vannacci, e su tutti i quotidiani c'è Vannacci, anche perché sta davvero facendo il gioco del centro-sinistra. Spiace dirlo, ma sta dicendo cose che fanno capire che rimarrà all'opposizione. Quindi avremo il governo, a sinistra l'opposizione del centro-sinistra, a destra l'opposizione della destra. Mi fa ridere sta cosa, giuro, però è tutto questo permetterà al centrodestra di perdere le elezioni. Lo status quo di oggi è questo, sappiatelo. Quindi grazie Vannacci, grazie per le tue uscite. Traditor Vannacci non ne manca una. Chiaramente noi lo amiamo, perché siamo stati traditi da lui, ma lo abbiamo amato intensamente in quei mesi, lo avete votato e lo state pagando profumatamente a lui, alla Ravetto, a Furgiuele,
a Sasso e a tutti gli altri che sono passati di là. In effetti, zitti zitti, e mi dovete dire qualcosa anche su questo, la Lega la vuole fare una legge per i cambi di casacca, cioè che riguarda chiaramente non solo la Lega, ma chiunque viene votato in un partito e dopo pochi mesi o pochi anni prende e se ne va in un altro partito che magari è contro quel partito, come in questo caso, ragazzi. E Vannacci è all'opposizione in questo momento. Vi sembra normale tutto ciò? Scrivetemi. Che siate di destra, di sinistra, non me ne frega niente, come liberi pensatori, ascoltatori di una radio che si chiama Radio Libertà. Scrivetemi un WhatsApp 340 6709 659. Memorizzate questo numero sul vostro cellulare che vi serve in ogni momento del giorno e della notte, anche per documentare qualunque cosa avvenga nel vostro paese, nella vostra città. Fate il filmino col telefonino, ce lo inviate, diventate dei veri e propri giornalisti, capito? Cosa scrive Libero su Vannacci? FN crescerà ancora, anche Conte fa il super spot a Vannacci. Capito, mi hai? Cioè, se questo non è una creatura diabolica che aiuta la sinistra, è bello che dicono che l'abbiamo inventata noi questa creatura. Tentato Scippo e il generale vuol prendersi pure Almirante, ok? Per fortuna torniamo nel senno, perché sul quotidiano Libero c'è l'intervista al ministro Valditara, che scrive: prof aggrediti perché i giovani rifiutano i no. E questa è una grandissima verità. Come i giovani rifiutano i no della fidanzata, della ragazza, e quando dice fermati, quando dice no, non voglio proseguire, no, non voglio più essere la tua fidanzata, e i giovani rifiutano i no dei professori, rifiutano i brutti voti dei professori. Guardate che è un periodo pazzesco quello che stiamo vivendo, e se ne usciamo, la nostra generazione, quella dei 50, 60, 70, 80 anni, saremo dei veri eroi. Anzi, lo siamo già. Voi di 80 anni avete imparato a usare il telefonino, siete passati dalla televisione in bianco e nero, con lo stabilizzatore di sotto che accendevi prima, faceva, ve lo ricordate? Perché andava via ogni tanto la corrente o si abbassava la tensione a casa, ci voleva lo stabilizzatore, se no la televisione andava put. Siete passati da quello, la televisione a colori, la radio, il CB, perché no, è vero, e poi il telefonino, quello prima, certo, andava a onde elettromagnetiche normali, era il tax, e poi è arrivato il GSM, quello digitale, ragazzi, poi i satelliti, e poi l'internet. Voi siete i veri eroi, ottantenni di oggi. Noi sì, siamo un po' dei moscettini, siamo a metà strada, stiamo cercando di imparare e ci ritroviamo anche un fracco di altre tecnologie come l'intelligenza artificiale che diciamo, ma che cazzo ce ne facciamo? E ormai la stiamo utilizzando. Bene, oggi l'intervista di Valditara parla anche di questo sul quotidiano Libero e ve lo consiglio. Ma c'è anche dell'altro sul Libero, che però non vi leggo. Dice, è impazzita completamente Sammy Varin. No, cosa c'entra? Perché? Perché volevo iniziare con qualcos'altro di Libero. Mi è piaciuto il titolo, Comunisti patentati, cioè per andare in certe manifestazioni bisogna avere il patentino di antifascista, e in poche parole, per fare quelle manifestazioni dovete avere il patentino di veri comunisti. Allora sì che andate alla manifestazione più liberi. E non scherziamo, perché in alcuni comuni davvero, per partecipare a certi eventi ti fanno firmare il certificato antifascista e ti senti un vero e proprio deficiente. Dici, ma per chi mi avete preso certificato antifascista? E non gli puoi dire niente, altrimenti non puoi partecipare a quell'evento. Bah, che ne pensate? 340 6709 659. Voglio essere sommerso di messaggini già a quest'ora del mattino, tanto che, come zuccherino del mattino, Sammy Varin vi porterà sul quotidiano Il Giornale.
Perché mai sul quotidiano Il Giornale? C'è un motivo per tutto, perché in taglio alto c'è sicuramente la pace di Trump, a cui non crede più nessuno, però penso che questa volta sia la volta buona. L'annuncio del premier del Pakistan, no, l'annuncio del premier del Pakistan, venerdì arriva la firma in Svizzera tra Stati Uniti e Iran. Donald dice accordo completo, che il petrolio scorra, e quindi come un dio fa la magia e il petrolio può iniziare a scorrere. Guarda, non vado neanche avanti a leggervi queste cose, perché so che se scegliete Sammy Varin, scegliete Radio Libertà, queste cose non le volete sentire. Non le volete sentire, perché forse è meglio che ci occupiamo della nostra vita quotidiana, delle nostre problematiche quotidiane, di quello che succede in questo paese e non dovrebbe accadere. Siamo ancora sul Libero? No, siamo sul Giornale. Meloni, patente Antifa, censura degli editori. Ecco la premier che interviene sul caso sollevato proprio da questo quotidiano Il Giornale. Ma la fiera più libri, più liberi di Roma non molla, nessun passo indietro. Su questo argomento bella l'intervista con Luciano Ricolfi. Così l'ideologia del follemente corretto sposta a destra il vessillo delle libertà. Sembra difficile e non è difficile. No, difficile, ve la leggo tra poco. Attenzione, un po' più in basso, siamo sempre in prima pagina sul quotidiano Il Giornale, i veri numeri sulle espulsioni. Piantedosi sbugiarda Vannacci. L'obiettivo di 10.000 rimpatri. Già. Il ministro dell'Interno Piantedosi sceglie il forum di Vespa per tirare una stoccata a Vannacci sulla remigrazione. Ne parliamo tra poco. Yeah! Passioni sinistre. Ecco il Prodi delle tasse. Vi mancava, a voi comunisti. Prodi dice sì al contributo di solidarietà. Riecco Romano Prodi in versione consigliere di Schlein. Hanno parlato per ore, e professore delle tasse, con una versione edulcorata di patrimoniale. Il contributo delle persone che più hanno è una questione di solidarietà, non è un discorso demoniaco. E se non è un discorso demoniaco, vuol dire che gli azionisti del campo largo dovranno sentirne parlare. Cari azionisti riccastri del campo largo. Giro la pagina, siamo sul quotidiano Il Giornale, potente perché si occupa subito di bavaglio rosso. La lezione di Meloni agli editori, patente antifascista, censura, ma loro dicono nessun passo indietro. Francesco Giubilei. Giorgia Meloni scende in campo a difesa della libertà di espressione contro ogni forma di censura. Dopo il caso sollevato dal Giornale della dichiarazione di antifascismo che gli editori dovranno sottoscrivere per partecipare alla Fiera del Libro di Roma, più libri, più liberi, la premier è intervenuta definendola una censura. Per partecipare alla fiera della piccola e media editoria più libri, più liberi che si svolgerà a Roma, le case editrici dovranno ottenere quest'anno il patentino antifascista, sottoscrivendo un'apposita dichiarazione, ha dichiarato Giorgia Meloni, per poi aggiungere: è così che la sinistra concepisce la libertà di pensiero. Sei libero, ma solo se dici quello che loro ti permettono di dire, se pensi quello che loro pensano, se leggi quello che loro considerano consono. La cancellazione delle idee non di sinistra, camuffata da lotta antifascista, è un vecchio vizio della sinistra, ma è una storiella alla quale ormai non crede più nessuno. La premier ha poi concluso: si chiama banalmente censura, e la censura è incompatibile con qualsiasi società democratica. Dopo le sue parole è arrivato il comunicato degli organizzatori della manifestazione. L'Associazione Italiana Editori sostiene che non si è trattato di una censura, ma un'esigenza di chiarezza e unità tra i diversi attori presenti in fiera. Siamo rammaricati di quanto sta accadendo. L'intervento della Presidente del Consiglio
Consiglio e dibattito generale che ne è scaturito ci inducono ovviamente a un ulteriore attento approfondimento per rispetto istituzionale, ha aggiunto Laie, e con un testo che sembrava presagire un possibile passo indietro. Ipotesi poi scartata da Anna Maria Malato, presidente della fiera: non faremo un passo indietro perché il nostro intero è fare, il nostro intero, forse volevano dire intento, è malato, è fare una fiera in cui tutti si sentano a casa, ha detto, invitando Giorgia Meloni a partecipare all'evento. Hai capito? Tutti si sentono a casa, ma in una casa comunista. Sulla vicenda è intervenuto anche il ministro della cultura Giulia, affermando: accolgo con favore e ottimismo il preannunciato ulteriore attento approfondimento da parte dell'AIE alla luce delle centrate osservazioni del presidente del Consiglio Giorgia Meloni sull'anacronistica richiesta di fare professioni di fede antifascista. Ma l'avete capito ormai, ragazzi, nei comuni, nelle città dove vige il dominio comunista, queste cose accadono. Se volete, scrivetemi qualche esempio che vi è capitato per fare cose nel vostro paese, nella vostra città. Vi hanno chiesto il certificato antifascista. Guarda che si fanno, succedono queste cose per prendere in affitto, ad esempio, un'ala, una piazza, eccetera, sai, dove si possono fare le feste di quartiere. Ditemi se non vi è capitato. Scrivetemi al 340 67 09 659. Intanto, ebrei e israeliani gay sono stati cacciati dal Pride di Bologna. Donna incinta spintonata. La condanna dell'ambasciatore di Fratelli d'Italia De Luca a Roma. L'odio nuoce a chi odia. Signore e signori, esclusi dal Pride, perché c'è gay e gay, amico mio. Il corteo per i diritti e l'inclusione, il Pride, dopo la cacciata simbolica, è arrivata quella di fatto, a colpi di maniere forti. Un gruppo di partecipanti alla sfilata bolognese sabato è stato allontanato in malo modo. Erano israeliani, ma anche iraniani e italiani di religione ebraica, brutta gente, e persino radicali, e non avevano fatto niente per meritare l'ostilità dei contestatori aggressori. Su di loro è soltanto caduta la presunzione di complicità con Israele. Qua mi fermo perché non voglio farvi star male mentre fate colazione. No, state guidando, andate piano, che volete andare forte con sto traffico e il limite a 30 all'ora e il coso della ghisolfa qua a Milano. Ma va, fregatemene. Arriverete anche oggi in ufficio e non sentirete alcun dolore. Sicuramente non lo sentirete leggendo l'articolo di Luca Ricolfi. La sua intervista è a pagina 9 del quotidiano Il Giornale. Senti, il follemente corretto ha regalato alla destra il vessillo della libertà. Scrive Luca Ricolfi oggi sul Giornale. Il professore dice: le certificazioni antifascista, sconcertanti, un metodo fascista coperto da editori e sinistra. Attenzione, Luca Ricolfi non è prettamente di destra, sappiatelo. Non è solo il mondo liberale e conservatore a esprimersi contro la decisione degli organizzatori di Più Libri, Più Liberi di introdurre la dichiarazione di antifascismo per partecipare alla Fiera del Libro di Roma, ma anche numerose figure ascrivibili a un'area culturale di sinistra. Secondo Massimo Cacciari, una dichiarazione di questo genere supera ogni limite. Tra poco dovremo firmare le dichiarazioni per dire che si è contro Putin o contro Trump. Per lo storico Luciano Canfora è una cosa che fa ridere. Gli editori non sono partiti politici, mentre a detta di Mauro Mieli è una decisione assurda e stravagante. Sulla polemica che sta tenendo banco nel mondo culturale italiano interviene, parlando col Giornale, anche il professor Luca Ricolfi, uno dei più prestigiosi intellettuali dell'area progressista. Professor Ricolfi, cosa pensa della dichiarazione di antifascismo che gli editori dovranno sottoscrivere per partecipare a Più Libri, Più Liberi? Risponde Ricolfi: sono sconcertato. Come ha giustamente osservato Michele Silenzi, direttore editoriale di Liberi Libri, il metodo è sfacciatamente fascista e, aggiungo io, contrario alla Costituzione, che all'articolo 21 tutela la libertà di manifestazione del pensiero in tutte le sue forme,
con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. Qua mi fermo, ragazzi, perché se la leggo poi non comprate più il quotidiano Il Giornale, ma c'è roba buona, vi assicuro, come di spalla la meditazione del nostro, posso dire anche nostro, perché viene spesso nei nostri studi a condurre una trasmissione, Alessandro Gnocchi. Il suo commento titola "Basta soldi pubblici a chi tappa la bocca". E mi sembra abbastanza limpido. Siamo sul quotidiano Il Giornale, a pagina 12. Sì, Michel Dessì, Vannacci provoca sul femminicidio e dice un reato assurdo, lavaggio del cervello. Sì, in questo weekend abbiamo celebrato le cazzate del traditore, cazzate nel senso che dice cose che chiaramente ci fanno cadere i pantaloni e pure le mutande. Adesso che tutta sta fatica abbiamo fatto per inventare il reato del femminicidio, perché stavano accadendo cose pazzesche, lui ci dice un reato assurdo, lavaggio del cervello. Fino all'altro ieri chiaramente lui con la Ravetto eccetera dicevano no, anzi la Ravetto si è scagliata più volte su chi fa codesto reato, e mi piacerebbe capire oggi che cosa ne pensa. Bufera sulle sue frasi e ha la pretesa di essere il sestante del centrodestra. Leggiamo qualche articolo, qualche pagina di questo articolo, ma ragazzi è così su tutti i quotidiani. Mettetevi l'animo in pace, la Lega non esiste praticamente, c'è soltanto Vannacci. Fermi, non mi spegnete, no, spegnetemi cazzo, non mollatemi così. Troverò qualcosa anche di Lega, ve lo prometto. Il generale Roberto Vannacci ha rotto le righe, consegnato in riposo le sue truppe dopo la nascita ufficiale di Futuro Nazionale. Lui, il capo in comando, è pieno di sé, anche se dice di essere solo il frontman, perché Futuro Nazionale non ha capibastone, non ha cacicchi, dice, ma dai, cresceranno. Tanto inebriato dai cori generale, che pensa di poter dettare la linea al centrodestra, di essere il sestante dell'alleanza che ha perso la bussola. Non voglio far implodere il centrodestra, anche se ne avessi il potere. Ho fondato un partito indipendente, vado avanti con questa politica, dice Vannacci con tono perentorio a chi gli chiede del futuro, appunto. Le alleanze si fanno prima delle elezioni, se qualcuno riterrà utile allinearsi alle linee rosse di Futuro Nazionale, ne parleremo a premessa delle alleanze, afferma. Futuro Nazionale è sestante al centro. Come parla difficile, oh. Futuro Nazionale è sestante al centro, staccato stante, al centro, dice. È pronto a scendere in trincea in caso di elezioni anticipate, ad aprirle. Le 2 giorni dedicate alla sua creatura, al partito di estrema destra, si sono concluse. Il generale è già pronto a conquistare la nazione e marciare su Roma. L'auditorium della Conciliazione ieri mattina non era pieno di camerati, come amano definirsi. Molte poltrone sono rimaste libere. La sicurezza e i team, come la celebre serie televisiva americana, teneva tutto sotto controllo. Guai a disobbedire agli ordini del generale. I giornalisti guardati a vista, anzi a tiro. Praticamente il generale non accetta compromessi. Lui va per la sua strada. E questo è il messaggio. Risponde dal palco a chi lo accusa di essere la stampella della sinistra. Il nostro è un partito di fibra tenace e resistente. Noi non stiamo con la sinistra, noi stiamo con l'Italia. L'onorevole Edoardo Ziello cita Giulio Cesare e la paragona a Roberto Vannacci. Il dado è tratto. Oh, che fantasia! Dice prima di cedergli la parola. Il generale parla per più di 1 ora e 20 minuti, tutti stanno sugli attenti. Le spara una dietro l'altra. Il femminicidio è un omicidio come tutti gli altri. Uomini e donne sono uguali. La legge è un'assurdità, serve a fare il lavaggio del cervello. Putiferio, tutto l'arco costituzionale si indigna, dalla Di Biase del PD, parole gravissime, alla Carfagna di NM, raglio di un asino, passando per la Bongiorno della Lega. Spero non abbia nostalgia del delitto d'onore. Poi parla di tornare a far lavorare i 14enni, di remigrare chi non si assimila e di una scuola che deve essere più dura e selettiva.
Chi lo ha preceduto non ha fatto altro che colpire Giorgia Meloni, come l'ex leghista ed ex forzista Laura Ravetto, che in preda a un delirio ha urlato «Forza generale, sta venendo futuro nazionale». Anche l'ex leghista Rossano Sasso si è sbizzarrito contro il governo, lo stesso che appoggiava fino a pochi mesi fa. Lui ha portato sul palco un gruppo di ragazzi con lo striscione «L'Italia agli italiani». Bisogna sporre questo striscione in tutte le scuole, ha urlato, ricordate la polemica, quei ragazzini che avevano esposto quello striscione gliene hanno dette fatte di tutti i colori. Si professano uomini e donne di vera destra, definiscono la destra al governo sbiadita. Durante gli interventi della platea si alzano cori contro Giorgia Meloni, traditrice che usa le ginocchiere a Bruxelles, dicono dal palco, leggendo un messaggio mandato dal carcere da Gianni Alemanno, che sarà il prossimo che entrerà in questo partito. Spazio anche per il programma, non un elenco di cose da fare, ma una serie di slogan lanciati uno dietro l'altro. Lo straniero scelga, assimilato o remigrato, un tetto agli stranieri in Italia, i mutui tricolore a tassi variabili in base ai figli. Trovare i soldi è facile, basta rispedire a casa loro i carcerati stranieri. Un programma strutturato, dice Lorenzo Gasperini. Alla fine parte Futura, la canzone di Lucio Dalla, sicuramente si è rivoltato nella tomba. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio.
vi piace la mia meditazione mattutina? Nella trasmissione di Sammy Varin ogni mezz'ora un pezzo indipendente che vi plachi, che vi calmi. E in questo caso, signori, c'è Andrea Calabrò, formatosi al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano, esplora diverse influenze dalla tradizione classica alla musica melodica moderna fino a elementi di jazz. Andrea Calabrò con Golden Memories lo trovate facilmente su tutti gli store digitali e naturalmente su Facebook. Signori, ci siamo, certo, i vostri messaggi ne stanno arrivando tantissimi al 340 6709 659, perché il bello della mia trasmissione è, chiamala rassegna stampa se vuoi, è che non parlo solo io, parlate anche voi, commentate i fatti del giorno e ce ne dite di tutti i colori e ce ne date di tutti i colori. Di cosa? Di consigli. E questa è la cosa bella, noi facciamo da portavoce alla, speriamo, buona politica. E vediamone qualcuno. Buongiorno Sammy, per Milano sicuramente voto Silvia Sardone. Sarebbe la perfezione, rima baciata. Sì, perché ricordiamolo, il prossimo weekend, sabato e domenica, ci saranno decine e decine di postazioni della Lega in tutta Milano per scegliere il sindaco di Milano. Oh, quello che volete, di destra, di sinistra, come, sai, visto che è la Lega che porta avanti sta cosa, possibilmente è nell'ambito della Lega, ma è di Facebook, quello che vi pare, insomma. Noi ci siamo, perché il resto del centrodestra sta dormendo, capisci? Dorme. Chi dorme non piglia pesci e non piglia neanche sindaci. E siccome dall'altra parte ce n'è uno probabilmente che sarà quello vincente, sapete bene a chi mi riferisco, forse è il caso di darci da fare. Potrebbe essere un'occasione irripetibile per il centrodestra vincere. Restate in sintonia, vi diremo pian piano i posti dove effettivamente andarli a cercare, questi gazebo. Intanto c'è un audio sul cursore. No, ok, chiudo il cursore di Facebook, perché se sentono poi le donnine nude che parlano, adesso provo, vado. Buongiorno, io lo trovo che questa legge era già da anni che l'avreste dovuto fare, perché quello non è giusto, prende i voti della Lega e poi se ne va, cioè se si vuole andare è giusto, ma se ne va a casa, non che rimane deputato lì, parlamentare o europarlamentare, se ne deve proprio andare a casa, rinunciare, non sta più bene in quel partito, va bene, se ne va a casa. Questa è la legge, dovrebbe essere la legge. Poi un'altra cosa, Vannacci sarà all'opposizione, questo è ovvio, questo è già certo, ma fa la stessa, è un copione, perché a parte che ricalca tutto quello che la Lega propone, le proposte, i pensieri, le idee, eccetera, solo che lui le urla e le danno molto, molto spazio alle sue anche stupidaggini, a volte esagera con stupidaggini come il femminicidio, quello non ho capito sta uscita. Comunque fa esattamente quello che aveva fatto la Meloni quando Mattarella aveva chiesto di entrare tutti nel governo Draghi per poter salvare il salvabile, almeno marginare quello che riusciva. Lei è stata all'opposizione e lui farà così, fa all'opposizione, perché all'opposizione si prendono poi più voti e poi farà il botto e quello è tutto lì. Grazie. È tutto lì un corno, è limpida la meditazione della nostra ascoltatrice, speriamo che non vada veramente così. Buongiorno Sammy, ti ripeto, tempesta e assalto, due parole di Vannacci che sono tutto un programma, credo che sia da tenerlo in buona considerazione, può tornare utile. Saluti da Enzo. Vannacci uguale prima Lega di Bossi, ugualissimo, pertanto niente di nuovo. Enzo, sono passato ieri dal cimitero di Cassano Magnago in provincia di Varese, dove è sepolto il capo. Siamo in attesa naturalmente che la tomba venga sistemata, perché al momento purtroppo non lo è.
lo dico con grande rammarico, devo dire, però giustamente si stanno rispettando le volontà della famiglia, è la famiglia che dovrà decidere questa cosa fare, però non penso che Bossi abbia qualcosa in comune con Vannacci, sinceramente. Poi ognuno può avere il suo pensiero. Salve Sammy, di Vannacci ne parlano tutti in lungo e in largo, almeno tu e Radio Libertà non dateli spago, ignorateli, e tutti quelli che sono con lui non sono solo arrivisti e arriviste, non bisogna cagarlo. E bravo Francesco, il mio problema, e vorrei che venissi tu qua al posto mio, è che effettivamente tutti i giornali nella pagina politica parlano praticamente soltanto di lui. Sappiatelo, perché c'è stato questo congresso in cui hanno battezzato ufficialmente il suo movimento, capito? Ciao Sammy, sono Luca da Mantova. Direi come sindaco di Milano, senti qua, Gabriele Albertini. Almeno già lo conoscono bene. È Albertini, non Albertina, Albertini. E mica qualcuno sbaglia, no, grande vecchio, tra virgolette, si intende certo di politica e di Milano, e non sarebbe male questa cosa. Ditemi che ne pensate. 340-6709-659. Scaldiamo i motori, perché questo prossimo weekend 20 e 21 di giugno si vota in tutta Milano il candidato sindaco del centrodestra, ok? E chiaramente, se nel frattempo mi dite cosa ne pensate, cosa proponete, io lo inoltro. Buongiorno Sammy, Marco da Cassano Magnago. Guarda che di meteore nel cielo, ne passano tante. La Lega ha una storia e diverse sedi con militanti attivi con gazebo e attività locali. I partiti emergenti attualmente che radici hanno? Tra un paio d'anni li rincontriamo e vediamo dove sono. Questo serve anche per vedere chi toglie la maschera e salta sul carro del vincitore odierno. Qualcuno anche dei nostri ci è cascato. Serve per scremare le persone deboli di coerenza. Vero, interessante. Mi fermo e mi ributto sui quotidiani, ma voi che state scrivendo al 340-6709-659, vai, non fermatevi assolutamente. Siamo di nuovo sul quotidiano Il Giornale, e anche qua, ragazzi, non vorrei dire, non vorrei dare, ditemi se vi prendo in giro, un intero paginone su Vannacci. Vannacci provoca sul femminicidio, un reato assurdo, lavaggio del cervello. In taglio basso invece qui c'è soltanto un riquadrello, ma c'è qualcosa di più su altri quotidiani, a parte Stefania Craxi, che lo sapete è diventata capogruppo di Forza Italia in Senato, che dice su Vannacci: guai a inseguirlo, fa il gioco della sinistra, ha natura distruttiva, è un cavallo di Troia. La capogruppo di Forza Italia in Senato dice: Vannacci è abile e furbo, dice di avere il 5%, urne lontane e gli italiani restano moderati. Sì, attenzione anche a questo 5%. Noi che ci siamo passati più volte, abbiamo capito che i sondaggi sono delle burle molto spesso, e a volte ti burlano al contrario, cioè ti danno al 5%, poi in realtà uno ha quasi paura a votare questi personaggi, perché se è vero che siamo incazzati con il mondo, con la politica perché non fa abbastanza, eccetera, ti viene paura quando voti questi personaggi che esagerano e non sai dove possono arrivare. Chiaro che davanti a noi abbiamo Trump, che ne è un esempio bello tosto. Trump che abbiamo pompato tutti noi, proprio come abbiamo pompato il generale Vannacci, in buona fede. Mi sposto, dicevo, la Svizzera, c'è stato un importante referendum in Svizzera, ma lì ne fanno uno ogni 15 giorni. Quest'ultimo poteva introdurre il tetto di 10 milioni di persone, di abitanti, nel senso che quando superavi i 10 milioni di abitanti in Svizzera
cucù, ti facevano remigrare, e naturalmente qua in Italia. La Svizzera boccia il testo antimigranti, nessun limite al numero di abitanti. Oh! Gli svizzeri hanno respinto nelle urne l'iniziativa popolare della destra per limitare l'immigrazione, fissando nella Costituzione un limite massimo al numero di abitanti. La proposta no a una Svizzera da 10 milioni è stata infatti bocciata dalla maggioranza dei cantoni e dal 54,8% dei votanti, a termine di un'accesa campagna. Il testo in votazione chiedeva di limitare la popolazione residente permanente in modo che non superasse i 10 milioni di abitanti prima del 2050. I cantoni della Svizzera romanda hanno votato contro in blocco, mentre diversi cantoni svizzero-tedeschi si sono espressi a favore. Seppur di sinistra, anche il confinante Ticino ha votato sì al quesito con il 50,7% dei consensi. Il governo, che come la maggioranza dei partiti era schierato contro l'iniziativa, ha tirato un sospiro di sollievo e l'abbiamo tirato tutti noi. Molliamo queste pagine del quotidiano Il Giornale, ma c'è sempre roba buona e guarda un po', si parla ancora di Vannacci. Giuro, non faccio apposta, ragazzi, sono sul Giornale, sappiatelo. E se poi vi porto su Repubblica, non va assolutamente meglio. Pagina 13 del Giornale, frontiere, Piantedosi infilza il generale. Remigrazione? La facciamo già. L'obiettivo del ministro dell'Interno: puntiamo a superare i 10.000 rimpatri, signori. Il dossier con Francesco Boezzi, solo a pagina 13 del quotidiano Il Giornale. Il titolare del Viminale ricorda il successo sul regolamento UE, ma mette in guardia tutti, sempre possibili ricorsi alla magistratura. Il ministro dell'Interno Piantedosi sceglie il forum in masseria di Bruno Vespa per tirare una stoccata al generale Roberto Vannacci. Remigration? Non ho capito cosa vuol dire rispetto a quella che si fa. Il titolare del Viminale è ospite a gala di chiusura del Kermesse di Manduria in Puglia. La manifestazione romana delle truppe vannacciane non è un pensiero fisso dell'esecutivo, anzi, per quanto questa teoria della rimigrazione non sia ancora stata declinata in tutta la sua forza, osserva il capo del Dicastero, il focus del governo rimane sui rimpatri. Il numero è cresciuto, ma l'obiettivo è ambizioso. Ho dato mandato ai miei uffici e coltivo il sogno di giungere quest'anno, tra rimpatri forzosi e rimpatri volontari assistiti, con i soldini, al superamento della soglia simbolo dei 10.000 rimpatri, come non è mai avvenuto in Italia. La parabola è crescente, 20-30% in più ogni anno. Ecco perché arrivare a quella cifra è davvero possibile. Ma non è però tutto oro quello che luccica. La vittoria sul nuovo regolamento dell'Unione Europea sui rimpatri prevede già un secondo tempo. Sono quasi certo che ci saranno dei casi in cui, l'ho detto anche al presidente Giorgia Meloni, quegli stessi regolamenti europei sui rimpatri saranno oggetto di valutazione per singoli processi. Ci saranno dei ricorsi, insomma, che si baseranno sulla Carta europea dei diritti dell'uomo, il solito ping pong tra politica e magistratura sulla gestione dei fenomeni migratori. Ma anche gli avvocati, in questo caso, potrebbero recitare il ruolo di pungolo contro il regolamento. In ogni caso, il tema dei rimpatri è di grande complessità e non può essere liquidato con formule semplicistiche. Qui ci fermiamo, ma l'articolo interessantissimo prosegue. Siamo a pagina 13 del quotidiano Il Giornale, un intero paginone su Piantedosi e sui rimpatri. Attenzione, attenzione, se ne parla persino Il Giornale, vuol dire che è vero. Torna il Prodi delle tasse. No! A 87 anni, ancora lui. Dice sì al contributo di solidarietà. Il professore ora si pone come il padrino della Schlein. Padrino della Schlein. Abbiamo conversato 2 ore e mezza. Scusate, penso di non farcela a leggere questo articolo, perdonatemi, non penso. Dai, lasciamo stare.
Vado in taglio basso. Al forum di Vespa poi è arrivato anche il segretario dei 5 Stelle. Conte, signori, Conte sfida Grillo sul simbolo, ma il leader 5 Stelle a rischiare, ostenta sicurezza nello scontro, ma l'avvocato Borrello gela. Esiste un verdetto della Corte d'Appello, litighiamo sul simbolo e lasciateli litigare, a noi ce ne frega abbastanza poco. Giro di nuovo la pagina su Quotidiano Il Giornale c'è spazio anche per Potere al Popolo, la mia trasmissione delle 11 si chiama così, non è la mia trasmissione, è Potere al Popolo, quelli proprio comunisti tanto. Potere al Popolo dà voce ad Abu Omar. A Roma il comizio dell'indagato per terrorismo, aspirante successore di Hannun. Sempre più solida l'alleanza tra sinistra radicale e mondo musulmano. Alla conferenza di PAP anche l'ambasciatore di Cuba a Roma. Bella gente, ne parla in un paginone il quotidiano Il Giornale, che come vi dicevo è bello tosto quest'oggi. Per fortuna si parla anche dei nostri territori, ragazzi miei. A pagina 24 del Giornale l'Italia che va, un bellissimo dossier che parla di record di visitatori in Lombardia e del boom del turismo esperienziale. Il turismo esperienziale, oltre 22,3 milioni di arrivi e 56,7 milioni di presenze. Non vorrei dire, non vorrei dare, ma forse anche le Olimpiadi ci hanno fatto una bella pubblicità. Cresce il peso degli stranieri che hanno come mete laghi, montagne e borghi. Vittoria Grosset scrive: c'è un modo di viaggiare che non accontenta più chi cerca soltanto intrattenimento. Sempre più spesso i turisti scelgono una destinazione non per ciò che offre in superficie, ma per ciò che promette in profondità. Un paesaggio da attraversare a piedi lungo le sponde di un lago, un borgo medievale incastonato tra le Alpi, una cantina dove il vino racconta secoli di storia contadina, un rifugio di montagna raggiunto dopo ore di cammino. La Lombardia è tutto questo, non una vetrina, ma un'esperienza. E in queste 2 pagine, signori, se ne raccontano e come di esperienze. Se volete qualche esempio, oggi è da comprare il quotidiano Il Giornale. Attenti al quotidiano Il Tempo, solo per la copertina, solo per la prima pagina io questo lo compro. Guarda qua. Attento, compri Vannacci su Amazon, ma ti arrivano a casa Conte e Schlein. No! Non c'è da attaccare Vannacci, scrive Daniele Capezzone oggi sul suo quotidiano Il Tempo. C'è da parlare agli elettori in buona fede, sedotti dal suo linguaggio, e spiegare loro, in spirito di verità, il risultato di un voto a futuro nazionale se l'ex generale si collocherà, come pare chiaro, fuori dal centrodestra. Al governo andranno Elli e Giuseppi, con contorno di Bonelli e Fratoianni. Pare chiaro ormai, insomma, se il Vannacci prende 3, 4, 5 o magari ancora più per cento, è logico che sarà l'ago della bilancia del centrodestra e del governo rispetto al centrosinistra. Ma se non si colloca nel centrodestra e quindi non fa il tifo per il governo, e se ne starà a sé stante fra l'opposizione a questo governo, l'opposizione all'opposizione, ma sarà semplicemente una quantità di voti che resteranno lì persi, facendo vincere il campo largo del centro-sinistra. Proprio per questo dovete fare attenzione anche voi che pensate di votare, so che lo pensate soltanto ma poi non lo fate, il bravissimo amore del generale Vannacci, a cui, te l'ho detto, mi capiterà di incontrarlo di nuovo, si ricorderà di me: oh, Sammy Varin, quello di Radio Libertà, mi ha intervistato tante volte, mi ha ospitato al gazebo di Radio Libertà la scorsa estate, ma quando ci sarà da dargli la mano, che dite? Gliela devo dare la mano al generale Vannacci? Gli dareste la mano al generale Vannacci? Ecco
Ecco la domanda clou che Sammy Varin lancia in rete in questo momento. Scrivetemi 340 6709 659. Chiaramente, se la risposta è sì, mi dovete dire anche le paroline che gli direste mentre gli date la mano. Attenzione, compri Vannacci e ti arrivano a casa Conte e Schlein. Ma si può fare poi la restituzione come con Amazon? Spero di sì, eh? Non c'è da attaccare Vannacci, scrive oggi il quotidiano Il Tempo. C'è da parlare agli elettori in buona fede sedotti dal suo linguaggio. È vero, parla benissimo, proprio per questo che io ho iniziato ad amarlo, a seguirlo, eccetera. Peccato che poi ci abbia tradito. Sedotti dal suo linguaggio e profilo, e spiegare loro in spirito di verità il risultato di un voto a Futuro Nazionale se l'ex generale si collocherà, come pare chiaro, fuori dal centrodestra. Al governo andranno Elli e Giuseppi con Bonelli e Fratoianni. Articolone bello bello, tutto da leggere se avete dubbi. È vero? Gian Cristiano Desiderio di spalla al suo trafiletto le colpe di Meloni, è donna di destra, capace e popolare. Anche questo bellissimo elogio alla Giorgia. In taglio basso c'è però il messaggio alla Lega. Salvini parla al partito, provano a fermarci perché hanno paura. Avanti a testa alta. Nella newsletter La Settimana Leghista, che se siete simpatizzanti della Lega vi arriva via mail, il segretario parla ai suoli lamentando gli attacchi dei media e della sinistra. Nonostante le polemiche e gli attacchi provenienti da più fronti, Matteo Salvini rivendica con forza il ruolo della Lega all'interno della maggioranza di governo e ribadisce la volontà di proseguire senza esitazioni lungo la strada tracciata. Nella newsletter del partito La Settimana Leghista, il leader del Carroccio ha scelto di parlare direttamente ai militanti e agli elettori, sottolineando la determinazione di un movimento che a suo dire continua a rappresentare le istanze del territorio e delle comunità locali. In questi giorni la Lega è costantemente sotto attacco da parte di giornali, commentatori, sinistra e persino di chi si definisce di destra, salvo poi votare contro il governo, scrive il vice premier. Per Salvini però si tratta di una situazione tutt'altro che nuova, non è una novità, da sempre c'è chi prova a fermarci, a tapparci la bocca, vi ricordate a noi di Radio Libertà, come ci chiamavamo, Radio RPL, come ci chiamavamo, Radio Padania Libera, ce ne hanno dette fatte di tutti i colori. Ancora adesso se scrivi su internet Radio Padania Libera appare chiude, ma questo lo dicevano 30 anni fa quando abbiamo aperto, capito? Non è una novità, da sempre c'è chi prova a fermarci, a tapparci la bocca, a indagarci, processarci, a rallentare la forza di un movimento che ha un solo interesse: difendere i territori, ascoltare i cittadini, trasformare le parole in fatti. Parole che riflettono la volontà del segretario leghista di presentare il partito come una forza politica radicata sul territorio e orientata all'azione concreta. Nel messaggio emerge anche la convinzione che gli attacchi che siano il segnale di una presenza politica ancora influente. Evidentemente a qualcuno diamo molto fastidio. Ci hanno provato tante volte, hanno sempre fallito, afferma Salvini, rivendicando la capacità della Lega di superare momenti difficili e continuare a mantenere un ruolo centrale nel dibattito politico nazionale. Il leader del Carroccio conclude con un messaggio improntato alla continuità e al lavoro quotidiano. Noi continuiamo a fare quello che abbiamo sempre fatto: lavorare avanti a testa alta. Come i Brianzoli, proprio così, si va a letto presto la sera, ci si alza presto la mattina, avete presente? Giro di nuovo la pagina, siamo sempre sul quotidiano Il Tempo perché c'è l'ombra di Renzacci. Matteo Gongola non smentisce. Edoardo Romagnoli si chiede: ma c'è proprio Renzi dietro l'addio di Vannacci alla Lega? E ora continua a fare da coach al generale. Pare insomma che ci sia Renzi che abbia suggerito a Vannacci di mollare la Lega. In taglio basso invece Domenico Giordano nota che la sporca dozzina, cioè quella decina di parlamentari che il generale Vannacci ha rubato alla Lega e non soltanto, non sta assolutamente spopolando sui social.
pochi i follower. Per il tesoriere Ziello solo 92 nuovi seguaci, cioè ne ho di più io in una settimana. Il deputato Pozzolo ne guadagna 5. Si salvano in minima parte Sasso e Ravetto. Insomma, pare che non gli freghi molto a nessuno. Di questi sarà che sono super traditori, perché erano dalla Lega da anni, hanno portato avanti argomentazioni stupende all'interno della Lega e adesso molte di queste se le devono rimangiare perché non sono più così importanti con Vannacci. Bah, gli facciamo comunque tanti auguri e vogliamo bene anche a loro, ci mancherebbe, perché ci abbiamo lavorato insieme per anni e anni. Dove vado? Ah, sul Tempo c'è una bella polemica, no bella, bruttissima. Si chiama Sinistra Violenta di Antonio Delai. Vietato pensare, leghista in carrozzina insultato sul web. Io questo me lo voglio intervistare, ragazzi miei. E dopo il commento del 21enne sul letame al ministero, avete sentito, dopo l'ultima manifestazione ne hanno combinate di cose schifose davanti al Ministero delle infrastrutture a Roma. Ve lo dico tra poco, così non cambiate frequenza e non girate su Radio Popolare. Bravi anche voi comunisti, restate su di noi, anche perché tra poco arriva un pezzo bellissimo che piace anche a chi è dell'altra parrocchia. Si intitola Dio è morto, nella grande interpretazione del cantautore originario della Basilicata Mario Grosso. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. La settimana inizia nel segno dell'anticiclone africano, foriero di temperature elevate e anche di un ampio soleggiamento, con rare eccezioni. In mattinata cielo sereno o poco nuvoloso ovunque, eccezione fatta per qualche addensamento che potrebbe formarsi al nord-est, in particolare sul Triveneto orientale. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità su Alpi e Prealpi, con locali rovesci che raramente si estenderanno alle alte pianure settentrionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia. Avete ascoltato le previsioni del giorno. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Buongiorno care amiche e buongiorno cari amici di Radio Libertà, da Alberto Acerbis. 030 68 40 408 oppure olioacerbis.com. Prenotate per il vostro fabbisogno primavera e estate il nostro olio extravergine di oliva Acerbis. Chi ci conosce già, chi lo usa ormai da anni, sa che è un prodotto molto importante, specialmente a crudo. Un olio che nasce dall'estrazione a freddo di olive italiane certificate all'origine. Imbottigliamo tutte le mattine sulle sponde del lago di Garda per portare sulla vostra tavola un qualcosa di unico, meraviglioso, straordinario che il mondo ci invidia. Prenotatelo adesso. Potete prenotarlo dicendo io ascolto Radio Libertà e questa, fidatevi, una grandissima opportunità per il mese di maggio o per il mese di giugno, perché a luglio noi non garantiamo assolutamente di avere disponibilità. Il prezzo è rimasto quello. Il prezzo è rimasto 84 euro, 6 bottiglie da 1 litro di un olio meraviglioso. Se amate fare la scarpetta, se volete mangiare bene, state ascoltando un messaggio giusto al momento giusto. 030 68 40 408 oppure olioacerbis.com. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
Ho visto la gente della mia età andare via lungo le strade che non portano mai a niente, cercare il sogno che conduce alla pazzia, nella ricerca di qualcosa che non trovano nel mondo che hanno già, dentro alle notti che dal vino son bagnate, lungo le strade da pastiglie trasformate, dentro le nuvole di fumo del mondo fatto di città, essere contro ed ingoiare la nostra stanca civiltà. È un Dio che è morto ai bordi delle strade, Dio è morto nelle auto prese a rate, Dio è morto nei miti dell'estate, Dio è morto. Mi han detto che questa mia generazione ormai non crede in ciò che spesso ha mascherato con la fede, nei miti eterni della patria o dell'eroe, perché è venuto ormai il momento di negare tutto ciò che è falsità, le fedi fatte di abitudine e paura, una politica che è solo far carriera, il perbenismo interessato, la dignità fatta di vuoto, l'ipocrisia di chi sta sempre con la ragione mai col torto. È un Dio che è morto nei campi di sterminio, Dio è morto con i miti della razza, Dio è morto con gli odi di partito, Dio è morto. Ma penso che questa mia generazione è preparata a un mondo nuovo e a una speranza appena nata, ad un futuro che ha già in mano, a una rivolta senza armi, perché noi tutto ormai sappiamo che assedio muore per 3 giorni e poi risorge. In ciò che noi crediamo Dio è risorto, in ciò che noi vogliamo Dio è risorto, nel mondo che faremo Dio è risorto, in ciò che noi crediamo Dio è risorto, in ciò che noi vogliamo Dio è risorto, nel mondo che faremo Dio è risorto. Lo stiamo analizzando tutto, questo primo album di Mario Grosso, originario della Basilicata, ha attirato l'attenzione del pubblico e della stampa locale, in particolare della bellissima Val d'Agri, per il piacevolissimo suo primo album intitolato Il Grande Sole. Questa è una delle pochissime cover Dio è morto, storica canzone dei Nomadi, ma ci sono altri pezzi che si distinguono per una certa voglia, un desiderio di rivoluzione democratica, of course. Mario Grosso, che è anche un nostro ascoltatore, lo salutiamo caramente, ma diamo appuntamento a voi proprio cercando su internet Mario Grosso, anche semplicemente su YouTube trovate tutte le sue canzoni. Il buongiorno si sente dal Varin, sì, l'avete capito cari vecchi e nuovi ascoltatori, magari in vacanza approfittate per girare un po' con la radio DAB. Questa è una radio che parla molto di politica, ma che è libera, si chiama Radio Libertà, e quindi dà modo a tutti voi di intervenire sulle argomentazioni politiche e non solo, inviando un messaggio WhatsApp al 340 6709 659 e più tardi telefonando al numero fisso 0292947222. Nel frattempo io ogni mezz'ora trasmetto un artista libero, indipendente, chi canta,
chi balla, chi scrive, chi fa qualcosa, chi ha il coraggio ancora di parlare. E più tardi avremo un ospite, come di consueto l'artista del giorno sarà Teto d'Aprile, il cacciatore di lepri, la sua bellissima produzione che vogliamo farvi ascoltare, ma poi alle 11:30 arriveranno i bacchettoni di Informazione Cattolica, altro sito web molto interessante, cattolici sì, ma tosti forte. La belva civile arriva a mezzogiorno con il parlamentare della Lega Ottaviani, anche lui riassume le argomentazioni delle ultime ore a suo modo, arrabbiato ma civilmente. Insomma, una mattinata tutta da ascoltare e naturalmente dopo di me alle 9:30 arriva l'editoriale del nostro direttore Sallusti, poi l'America e poi Giulio Cainarca. Insomma, non vi molliamo un attimo. Intanto sul sito di Repubblica, massiccio attacco missilistico russo su Kiev e Kharkiv, 9 morti, la Polonia mobilita l'aviazione, mossa preventiva. Questo è l'argomento più pericoloso del sito di Repubblica, ma anche sul sito del Corriere. Mosca attacca Kiev con una raffica di missili e droni, colpita anche la cattedrale, blackout in tutta la città. Ci ritorneremo, ma adesso vediamo anche qualche vostro messaggino. Se è vero che chi non sa fingere non sa governare, Vannacci sta recitando una parte dove fa l'uomo forte, salvo che ogni tanto salta battute scomode o adegua il copione a seconda del pubblico, scrive Marco da Milano. Sammy il generale si mangerà la Lega, dagli tempo, questo perché vi ostinate con Salvini mentre Zaia è il solo che potrà rilanciarla. E caro ascoltatore, cara ascoltatrice, diciamo che ci stiamo lavorando. Nemmeno a me, che sono donna, nonna, mamma, piace essere considerata una specie in via di estinzione, bisognosa di leggi speciali. L'omicidio è omicidio e semmai uccidere la compagna, la moglie o solo una donna perché tale poteva essere semplicemente un aggravante. E in effetti il femminicidio è semplicemente un aggravante, perché si uccide chi è più debole e soprattutto chi è relegato per una questione affettiva. Quindi è un superamento di tutte quelle leggi, leggione che giustificavano l'aggravamento della legge. È un superamento di tutte queste cose. Mauro, buongiorno Sammy e buongiorno a tutti gli ascoltatori. A me qualche anno fa successe che una piccola casa editrice italiana si rifiutò di pubblicare un mio libro di filosofia perché le posizioni al suo interno non appartenevano al comunismo odierno, bensì tali posizioni sposavano tematiche leghiste. Da allora mi sono rivolto ad Amazon e ho potuto così continuare le mie diverse pubblicazioni. Buona giornata a tutti, Mauro Filosofo. Bravo Mauro, e quando vuoi naturalmente segnalarcene qualcuna che può avere qualcosa in comune con ciò che vi raccontiamo. Buongiorno, volete sapere il mio parere per tutte queste quaglie che volano da un partito all'altro? Sono quaglie? Ebbene, buona la quaglia poi. Ebbene, se si lavora in una ditta e non ti piace più, te ne vai, ma la ditta che lasci non ti paga più. Non si deve permettere più di fare il salto della quaglia e continuare a essere pagati. La legge per evitare questo deve essere fatta al più presto. Devono aspettare di essere rivotati con il partito della lista che rappresentano, ma sarà difficile che questa legge venga fatta. Conviene a tutti continuare a essere pagati alla faccia del popolo. Grazie da Pina da Bergamo. Lo so che l'ho già mandato, non ho l'Alzheimer, ma se la destra, la maggioranza, perché non fa le leggi? Se non le fa adesso, non riuscirà a farle mai più. Brava Pina. Io ti ribadisco, siccome ci sono dentro in qualche modo nella politica, in quello che sta facendo, le leggi le sta facendo. Il problema è che poi non vengono applicate e vengono sradicate e vengono mutuate, ci sono processi e controprocessi e quella legge sembra svuotata completamente. Sì, giudici e magistrati fanno tutto questo, ma sembra che sia il loro lavoro e quindi non gli puoi dire niente.
Dell'ex militare non me ne può fregare di meno, ma un omicidio è un reato contro la persona, che sia maschio o femmine, bambino o anziano. L'importante è che gli inquirenti scoprano l'assassino vero e non un capro espiatorio o orrore giudiziario. Sono d'accordissimo, molto spesso ne abbiamo visti, come la strage di Erba e altre situazioni hanno scoperto i primi sempliciotti, li hanno sbattuti dentro. Chiaro che secondo me c'è un aggravante, perché comunque quando uccidi una donna a cui eri legato, una donna che è più debole di te, l'aggravante c'è ed è come. Però, ripeto, è un mio parere. Sul femminicidio per me Vannacci ha ragione, anche le quote rosa mi sembrano un'idiozia, scrive Laura da Verona. Le quote rosa ci abbiamo scherzato molte volte, che è un po' una stupidata, nel senso proprio essere obbligati ad assumere persone, ma ci ha scherzato anche la Lega, obbligati ad assumere persone perché sono di sesso diverso, e attenzione, non ci sono solo le quote rosa, ci sono le quote gay e tra poco ci saranno, mia battuta di tanti anni fa, anche le quote nere. Non aggiungo altro, assolutamente. Meglio dire Aziello che per Giulio Cesare non è andata a finire bene, scrive questo. Mi fermo, ritorno sulla stampa di quest'oggi, anche perché poi alle 9 arriva il capogruppo della Lega Molinari. Anzi, se avete una bella domanda per lui me la potete anticipare scrivendola al volo al 340 67 09 659. Dicevamo un unico articolo, unica segnalazione, ma brutta oggi, dove sul quotidiano Il Tempo, a pagina 9, sinistra violenta, dopo il commento del 21enne sull'etame al ministero, vietato pensare, leghista in carrozzina insultato sul web. Un post sui social riceve una risposta inqualificabile e incommentabile. E quanto accaduto a un giovane disabile, Daniele Ambrogio Turis, aspetta che me lo segno questo, Daniele, questo è da intervistare, Ambrogio Turis. Se qualcuno di voi lo conosce mi dà subito il suo contatto, questo chiaramente lo invito qua in radio. Il 21enne aveva scritto, commentando lo spargimento di letame l'altro ieri da parte di pseudo manifestanti davanti alla sede del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a Roma: se una persona non è d'accordo con un pensiero, non va a manifestare con questa aggressività ed arroganza. I cittadini possono esprimere il proprio pensiero durante le votazioni, non facendo manifestazioni di questo tipo, soprattutto antidemocratiche e poco civili. Una persona, se tale si può definire, gli ha risposto: in sedia a rotelle e fascio ti appendiamo con tutta la carrozzina. Ditemi voi. Un post violento, di una volgarità inaudita, immediata la solidarietà sempre via social arrivata al giovane, compresa quella della Lega, secondo cui siamo in presenza di parole infami, vigliacche, disumane, che non hanno nulla a che vedere con il dibattito democratico. A Daniele va tutta la nostra solidarietà. A chi scrive certe cose, solo vergogna. È stato un commento all'insegna dell'odio, ci dice al telefono Turis. Non pensavo che qualcuno potesse mai arrivare a scrivere queste cose sui social pubblicamente. Da una parte si è trattato di una sorpresa, ma mi ha fatto anche capire quanta disinformazione e ignoranza ci siano in giro tra la popolazione. Turis, che ama la politica, come si legge sul suo profilo Instagram, ed è un militante della Lega, è stato ambasciatore dell'accessibilità durante il Giubileo ed è molto impegnato sul versante della disabilità, occupandosi di progetti rispettivamente con la Regione Lazio, più precisamente con Cotral e con il gruppo Ferrovie dello Stato, a cui indica le falle del sistema e dà suggerimenti e indicazioni sul trasporto passeggeri e sulle rampe. A conferma del suo impegno e sensibilità, Turis parlerà infine il prossimo 26 e 27 giugno a Rimini a Expo AID, Io persona di valore, l'iniziativa promossa dal Ministero per la Disabilità Alessandra Locatelli. E lo andiamo a contattare. E ci mancherebbe altro, ragazzi miei, visto che parliamo spesso e volentieri di disabilità, ma qui si parla anche di
imbecillità di certa gente che si crede chissà chi, e forse è meglio fargli capire che sei uno come gli altri o no. Cosa ne pensate? Ditemi sempre la vostra, ragazzi, e aspetto i vostri commenti a quanto vi leggo. Scrivete al 340 6709 659, anche se siete nuovi ascoltatori. Wow, meglio ancora, direi, meglio ancora. Vediamo se c'è ancora dell'altro. Ero sul quotidiano, mi sono ho perso tutto. Sa che ogni tanto abbiamo il computer comunista, no? Che dice bene, adesso non leggi più niente. Bastardo dentro, veramente. Dove sono? Sul quotidiano Il Tempo. Ok, basta, lo abbandono, vado su Repubblica, così faccio contenti i nostri amici piddini, ma soprattutto il mio computer comunista. Iran, Iran-USA, c'è l'accordo di pace e questo lo strombazziamo, ne siamo contenti. Sta per accadere una cosa bellissima, riavremo lo stretto di Hormuz aperto, e cosa volete di più nella vita, dai? Meno bello quello che c'entra non riesco a dirlo, non centro pagina. Guardate qui la piazza principale di Bologna. A Bologna l'incontro tra Schlein e Prodi. Siamo fottuti. Cosa sta per accadere? Perché sai che a sinistra i leader di sinistra sono così, zero. E quando si comincia a chiamare Prodi, io lo so come va a finire, poi un Prodi tira l'altro, e lo sapete poi che si peggiora, perché Prodi è il non plus ultra, ma ce ne sono altri che sono lì pronti. Mi viene da ridere. Vado all'interno. Cultura. Meloni attacca, patentino antifascista, censura della sinistra. E non si può non parlarne. Il post della Premier contro l'iniziativa voluta da Più Libri, Più Liberi, che ha un nome così carino, no? E poi sono tutti comunisti. L'opposizione insegue Vannacci, non una parola su Casa Pound. Cancellare le idee non di sinistra, una scelta camuffata da lotta antifascista. Si chiama in realtà censura, dice Giorgia Meloni. Paginone su questo fatto, ma anche l'intervista all'ex capo della polizia ieri a Bologna con Carlo Bonini, Gabrielli, sulla sicurezza il governo ha fallito. E qua naturalmente si parla del fatto che Matteo Salvini potrebbe ritornare al Viminale e insomma, se Salvini torna al Viminale vuol dire in poche parole che il governo ha fallito. Lo dice Gabrielli. La presidente della fiera, nessun passo indietro, il nostro faro è la Costituzione. Bene. FN chiude la Costituente, Vannacci, aboliremo il reato di femminicidio. La proposta dell'ex generale al termine della 2 giorni fondativa del partito, norma specifica non serve, risponde la Bongiorno. Vuole tornare al delitto d'onore? Lo ricordate, amici, che fino agli anni '80 il delitto d'onore esisteva qua in Italia? Delitto d'onore, se la tua donna t'aveva tradito, io delitto d'onore faccio, era tutto normale. Mentre il deputato Furgiuele saluta i camerati, perché in effetti, sai, dire ciao a tutti non va bene, invece salutiamo i camerati, mamma mia che brutta cosa. Scendo un po' più in basso. A proposito di ciò che dice Vannacci, è stata intervistata la mamma di una vittima. Una Smirnova è la mamma di Pamela Genini, uccisa dal compagno il 14 ottobre 2025. Se una tragedia così succedesse a suo figlio, a sua figlia, cosa direbbe? Che politica farebbe? Direbbe ancora che le donne non vanno protette? Bisogna pensare alla sofferenza enorme che si prova quando ci si trova nelle mani di uomini che rovinano la vita fino a uccidere. Una domenica difficile per una Smirnova, mamma di Pamela Genini, la modella uccisa dal compagno Gianluca Soncina a Milano il 14 ottobre 2025. Sono passati 8 mesi, mia figlia è stata lasciata sola da tutti e ora leggo le parole vergognose di Vannacci e penso, in un paese dove quasi ogni giorno c'è un femminicidio, le donne rischiano di rimanere ancora più
Sole, tutta da leggere questa intervista. Giro di nuovo la pagina e c'è l'intervista a Lupi intervistato da Repubblica, è quasi un evento, signori. Cosa sta per accadere? Chi se ne intende di politica lo sa. Lupi sembra il Grillo del primo Vaffa, riferendosi a Vannacci, ma non avrà futuro. Parla il leader di Noi Moderati. Nessuna preoccupazione, non entrerà nella coalizione, è lui che si è autoescluso. Ho capito, Lupi, ma se non entra nella coalizione, quei 3, 4, 5 punti ballano. E quindi vince il centrosinistra? Appoggio esterno? Come lo potremmo chiamare? Intervistona a Lupi oggi sul quotidiano Repubblica. Per ora esiste solo nei sondaggi. Quando io e Alfano fondammo l'NCD ci davano al 10%, poi alle europee facemmo il 4%. E questa è un'amara verità, devo dire. Quello che vi dicevo prima, attenzione ai sondaggi perché effettivamente gonfiano l'oggetto e a volte invece nel momento, nel segreto delle urne, uno vota la sicurezza. Vi faccio sempre questo paragone imbecille di quando ai tempi, negli anni '80, si votava la DC per non far vincere i comunisti. Mi ricordo anche mio padre me lo deve aver detto qualche volta, quando ancora non esisteva la Lega, le primissime volte che votavo, è meglio votare da DC turandosi il famoso naso, perché altrimenti vince la sinistra. Per fortuna poi negli anni '80 pian piano è arrivata la Lega, sì, tessera RIA del 1987, il sottoscritto Sammy Varin. Vado, corro. Dove corro? Sto pensando, vado sul quotidiano La Verità, che mette una bella verità, la amiamo in apertura. Il governo promette 10.000 rimpatri. Ullala! Effetto boomerang per il campo largo, il centrodestra si sveglia. La maggioranza raccoglie la sfida di Futuro Nazionale. Piantedosi mette il Viminale al lavoro per arrivare nel 2026 al record storico di espulsioni, ma si prepara una battaglia. Ci saranno ricorsi nonostante il nuovo patto UE, ho già avvisato il Premier. Centropagina, Vannacci crea scompiglio per la frase sui femminicidi. Non esistono, sono omicidi come tutti gli altri. A destra, Francesco Borgonovo. Autori censurati, patentini Antifa? Per la sinistra la libertà adesso è surreale. Bibi bombarda la pace. Trump, che cazzo fai? E qui capiamo, insomma, che questo Bibi ormai sembra che stia sulle balle non soltanto a tutto il mondo, noi compresi, ma anche allo stesso suo amico Trump. Raid su Beirut, negoziati a rischio, Teheran minaccia, non resterà impunito, così è difficile trattare. The Donald strapazza Netanyahu, non ha giudizio, però la firma dell'accordo sarà inviata di poco. Siamo sempre sul quotidiano La Verità, che oggi intervista Picchetto Fratine, che dice cose molto importanti per il futuro del nostro paese. Una svolta nucleare per le bollette. Le pagheremo il 20% in meno. E allora ci entriamo per un attimo, perché poi abbiamo tra pochissimo il capogruppo Molinari. Siamo all'interno del quotidiano La Verità e a pagina 2 è tutto vero. Piantedosi promette 10.000 rimpatri, ma è pronto alla lotta. Ci saranno ricorsi. Il ministro punta al record di espulsioni nel 2026, però sa che il nuovo patto UE non fermerà i giudici. Ho avvisato il Premier. Alessandro Rico. Sarà l'effetto Vannacci? Sarà il timore di un pareggio alle elezioni politiche in assenza di una legge elettorale che sbrogli la matassa parlamentare? Fatto sta che il governo, assorbita la batosta del referendum sulla giustizia e galvanizzato dal buon esito delle amministrative, sembra pronto a rilanciarsi alla vigilia di un'estate caldissima. Giorgia Meloni ha suonato la carica, tuffandosi nel Kulturkampf con la sinistra dei censori. In questo caso l'oggetto del contendere è la grottesca trovata del patentino antifascista per gli editori della
Fiera Libraria di Roma. Ma la patata più bollente la maneggia Matteo Piantedosi. Sabato sera, ospite del galà La Masseria di Manduria di Bruno Vespa, il ministro dell'Interno promette per il 2026 il superamento della soglia simbolo dei 10.000 rimpatri, che non è mai avvenuto in Italia. E poi naturalmente l'articolo prosegue. Taglio basso, anche questo è interessante, lo scontro sui patentini antifascisti. Conte critica Meloni, non la censura. Oltre ai non allineati, i compagni sabotano pure chi non si conforma abbastanza, ok? E signori, sappiate che ci aspetta la firma del patentino antifascista, perché questo avverrà su qualunque cosa dovremmo fare, soprattutto se la sinistra tornasse al governo. Pagina 3, siamo sempre sulla Verità. Fare la guerra a Bannacci è inutile, bisogna trovare un accordo con lui, lo scrive Maurizio Belpietro. L'ex militare ha costruito un'enclave politica che sta crescendo. Attaccarlo è controproducente, si rischia di consegnargli la grande prateria dei moderati, che sono ormai stufi di immigrati, ecofollie e gender. Attenzione a Giuseppi, altra frase bella tosta. Quando ci sarà il programma sulla sicurezza garantisco io. Garantisce lui, Giuseppe Conte. Svolta securitaria per Giuseppe Conte. Dopo averlo criticato anni fa, i decreti sicurezza, dopo averli criticati, Matteo Salvini durante il suo governo, oggi lui ha cambiato idea. Garantisco che quando ci metteremo intorno al tavolo del centrosinistra per il programma, la sicurezza sarà al centro. Oggi il bisogno è cresciuto, la stazione di Milano è un Far West. Signori, è successo il miracolo. Giuseppe Conte è passato da Milano, è passato dalla stazione centrale. Quasi non ci posso credere, veramente. Sarina Biraghi, siamo sempre sul quotidiano La Verità, l'ultimo articolo prima della pausa. L'ex Parà rottama il femminicidio. Il fondatore di Futuro Nazionale crea scompiglio, via le quote rosa a tetto del 4% per gli stranieri in Italia, la scuola sia selettiva, la natalità, IRPEF giù per ogni nato. Signori, a voi l'ardua sentenza. 340 6709 659 per commentare queste notizie. Tra poco le commentiamo con il capogruppo della Lega, Riccardo Molinari. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Mamma, son tanto felice perché ritorno da te. La mia canzone ti dice che è il più bel giorno per me. Mamma, son tanto felice viver lontano perché mamma, solo per te la mia canzone vola. Mamma, sarai con me, tu non sarai più sola. Quanto ti voglio bene, queste parole d'amore che ti sospira il mio cuore, forse non si usano più. Mamma, ma la canzone mia più bella sei tu. Sei tu la vita e per la vita non ti lascio mai più. Sento la mano tua stanca, cerca i miei riccioli d'oro. Sento e la voce ti manca,
la ninna nanna d'allora. Oggi la testa tua bianca io voglio stringere al cor. Mamma, solo per te la mia canzone vola. Mamma, sarai con me, tu non sarai più sola. Quanto ti voglio bene, queste parole d'amore, e ti sospira il mio cuore, forse non s'usano più. Mamma, ma la canzone mia più bella sei tu la vita, e per la vita non ti lascio mai più. Quanto ti voglio bene, queste parole d'amore, che ti sospira il mio cuore, forse non s'usano più. Mamma, ma la canzone mia più bella sei tu la vita, e per la vita non ti lascio mai più. Mamma, mai più. Noi ci teniamo alle tradizioni, a questi valori importantissimi. Voi no? E allora, Mamma, nella versione di Marco Traini, ha studiato al Conservatorio e presso l'Accademia Filarmonica di Bologna con formazione classica nel bel canto. Marco Traini con Mamma, con tutti gli store digitali. È lì. Qui Parlamento. Con il buongiorno rinnovato da Sammy Varin, ogni mattina intorno alle 9, 4 chiacchiere con il capogruppo della Lega alla Camera e presidente della Lega in Piemonte, Riccardo Molinari. Buongiorno. Buongiorno Sammy, un saluto a tutti. E allora, lo sai che prima di tutto io sono curioso delle feste territoriali e ce n'è stata una nella tua zona proprio in questo weekend e ti chiedo come al solito com'è andata, ma soprattutto di cosa avete parlato con i cittadini, con quelli che sono venuti ad ascoltarti, ad ascoltarvi, oltre naturalmente che a mangiare cose buone, perché le feste della Lega sono famose in tutta Italia per le prelibatezze. Riccardo. Beh, allora, la gente c'era tanta, io sono stato lì sabato e domenica, quindi questi ultimi 2 giorni della festa, noi il venerdì, ed è stato davvero un pienone. Tanta gente come sempre, come tutti gli anni, è una festa che attira sempre centinaia di persone. E di cosa abbiamo parlato? Beh, insomma, abbiamo parlato dell'attualità politica. Abbiamo, ad esempio, io ho potuto spiegare il decreto lavoro che abbiamo appena approvato alla Camera, adesso passa al Senato, con un provvedimento molto importante. Abbiamo potuto insomma aggiornare anche su alcune questioni locali. La scorsa settimana l'ospedale di Alessandria è stato riconosciuto come primo IRCS pubblico del Piemonte, quindi anche questo è un risultato importante che abbiamo ottenuto dopo 10 anni di lavoro ai vari livelli istituzionali, dal comune alla regione fino al Parlamento centrale, e abbiamo in qualche modo spronato le persone a ascoltare e a mettere attenzione sulle cose che la Lega fa al governo, di cui forse si parla poco, ad esempio sulla sicurezza. Sto cercando di far capire che è vero che ci sono un sacco di problemi di sicurezza, è vero che ci sono persone che non si sentono sicure nelle nostre città, ma che in questi anni al governo, grazie alla Lega, si sono comunque fatte tante cose di cui magari si parla poco. Si è ridotta l'immigrazione clandestina del 60%, sono aumentati gli arresti dei cosiddetti Maranza
sono nella città di Milano di circa il 40% grazie alle leggi che abbiamo fatto, sono aumentati i rimpatri. Tra l'altro questa settimana alla Camera avremo la conversione in legge del cosiddetto decreto proprio sui rimpatri per velocizzarli ancora di più, e quindi insomma abbiamo dato maggiore tutela alla polizia, insomma abbiamo cercato di raccontare le tante cose che la Lega fa al governo, di cui, ripeto, si parla poco e che però è giusto che chi partecipa a una festa politica conosca, anche perché è importante poi andarlo a raccontare. Ecco, qua questo servono le feste della Lega, no? Oltre a stare insieme, mangiare bene, divertirsi, e anche magari dedicare quei 10 minuti ad ascoltare un po' di politica che diversamente sui media tradizionali non si sentirebbe. Vero, vero, vero. Noi non abbiamo un quotidiano come tanti anni fa avevamo la Padania, ma abbiamo tante, tante feste nel territorio, non soltanto al nord, ma anche al centro, al sud. Un'occasione per stare in compagnia, mangiare bene, ma soprattutto ascoltare direttamente il verbo della Lega, non filtrato da questi giornaloni, non filtrato da certe decisioni poi di giudici e magistrati. Un po' come si fa tutti i giorni su queste frequenze, dove io vi leggo i quotidiani in rassegna stampa, ma poi la verità me la dite voi attraverso i WhatsApp al 340 6709 659. Senti Riccardo, io ti faccio vedere la copertina del quotidiano Il Tempo, perché c'è una vignetta carina carina che però rispecchia forse la verità politica del momento. E allora, attento, compri Vannacci su Amazon, ma ti arrivano a casa Conte e Schlein, scrive Daniele Capezzone oggi sul Tempo. Non c'è da attaccare Vannacci, c'è da parlare agli elettori in buona fede sedotti dal suo linguaggio e spiegare loro in spirito di verità il risultato di un voto a futuro nazionale se l'ex generale si collocherà, come pare chiaro, fuori dal centrodestra. Al governo andranno Elli e Giuseppi con contorno di Bonelli e Fratoianni. Può essere davvero questo futuro, Molinari? Beh, ma è evidente, e questa è una cosa di cui non ne abbiamo parlato alla festa, perché diciamo che Vannacci è già sufficientemente pompato dai media, a differenza della Lega, quotidianamente, quindi non c'è bisogno di parlarne anche alle feste della Lega. Ma è evidente che è un prodotto che serve per far perdere il centrodestra, e guarda caso viene fuori proprio per far perdere il centrodestra nella legislatura in cui si eleggerà il prossimo Presidente della Repubblica, perché il gioco è sempre quello: quando si elegge il Presidente della Repubblica non può esserci una maggioranza di centrodestra, perché non può esserci un Presidente della Repubblica di centrodestra. E Vannacci ha dimostrato, e noi lo sappiamo bene visto che è passato dal nostro partito, che dall'inizio il suo scopo era quello di danneggiare il centrodestra. Ha cercato prima di candidarsi con Fratelli d'Italia, non l'hanno preso, si è candidato con la Lega, e una volta candidato con la Lega è stato fatto vice segretario. Da vice segretario, invece che lavorare per la Lega e per il centrodestra, ha iniziato a costituire questi suoi comitati dentro il partito, peraltro creando dei casini enormi, cioè spaccando le sezioni, facendo litigare i militanti, eccetera, per costituirsi la base del suo partito, che poi ha fatto quest'anno. E cosa fa questo partito? Basta vedere cosa fa in Parlamento. Questo partito ha come principale nemico la Lega, cioè il loro lavoro H24 è quello di sparare sulla Lega e sul centrodestra, e in Parlamento votano contro la maggioranza al governo, votano contro la fiducia, e quindi votano esattamente come l'opposizione. E quindi questo perché diciamo che votare Vannacci vuol dire votare la Schlein, Conte, Fratoianni? Perché sono voti buttati. Quando ci sarà da votare per le elezioni, gente di destra o di centrodestra che dal voto a Vannacci di fatto toglie voti al centrodestra, che può vincere le elezioni, favorendo la vittoria dell'opposizione, dell'attuale opposizione, che è la sinistra. E Vannacci sta facendo questo gioco apposta per ottenere questo risultato. È chiarissimo. E il fatto che tutti i giornali, le TV, le radio gli diano così tanta importanza è perché c'è l'interesse, come sempre, a far perdere il centrodestra. È assolutamente lapalissiano. Sarebbe veramente imperdonabile. Qui dobbiamo spiegarlo bene a chi ci ascolta ed è tentato, perché sai, comunque avere un uomo duro al potere che parla bene, che dice veramente quello che bisognerebbe fare, eccetera, uno l'ha sempre desiderato, però poi tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare, ma c'è di mezzo soprattutto che andranno
a essere eletti quelli di sinistra, e quindi puoi urlare finché ti pare, ma poi per altri 10 anni questi non molleranno più la cadrega. Ma torniamo a noi e in questi ultimi minuti chiediamo a Riccardo Molinari cosa si muoverà questa settimana in Parlamento. Come dicevo, questa settimana avremo la conversione in legge del decreto rimpatri, che è quella norma che, se ricordate, su cui c'è stata molta polemica per i famosi 600 euro che venivano garantiti agli avvocati che istruivano le pratiche per i rimpatri. Insomma, il concetto però del provvedimento è oltre, diciamo, ai rimpatri che vengono fatti quotidianamente grazie agli accordi con i paesi di origine, perché vedete c'è qualcuno che parla di remigrazione, ma la remigrazione non è possibile, non è possibile per legge, perché per portare via la gente ci vogliono degli accordi. E poi ci sono già i rimpatri questo governo già li sta facendo, ne fa tanti, e vengono fatti con gli accordi dai paesi in cui queste persone devono rientrare. In questo provvedimento si incentivano diciamo, gli immigrati a ritornare a casa loro volontariamente, quindi a fare le pratiche per tornare al loro paese volontariamente, senza in qualche modo essere forzati, avendo ancora, diciamo, il permesso di soggiorno e il diritto di restare qua. Quindi vedete che anche su un tema che è molto caldo per il generale di cui parlavamo prima, in realtà non c'è niente da inventarsi, perché questo governo le norme e le risorse già le ha investite. È vero signori, capite che le stiamo facendo le cose e non abbiamo certo bisogno del generale Vannacci. Ringraziamo certamente Riccardo Molinari, sempre un piacere averti ospite lunedì a quest'ora. Vi seguiamo nei lavori parlamentari, nelle varie finestre, in ogni trasmissione, nel Qui Parlamento. Buon lavoro! Grazie Sammy, un saluto a tutti. Qui Parlamento. E vai, sono sul quotidiano Il Corriere, titolo principale: Trump, c'è l'accordo con l'Iran, ma anche la Ferrari che torna a vincere, Hamilton piange e promette non finisce qui, il primo trionfo del pilota sulla rossa. E quando ci ricapita? Nel taglio a destra, Meloni e il caso del patentino antifascista, così è censura. E poi femminicidio, Vannacci shock, non esiste. Entriamo subito all'interno del quotidiano Il Corriere, paginoni e paginoni sul patentino antifascista e censura, fondo di Meloni sulla fiera dei libri, l'intervista con Monsignor Baturi della CEI, noi vescovi e il caso Nevo, la pace non si costruisce togliendo il diritto di parola. Ma poi nella pagina successiva ancora polemiche con Henry De Luca e gli attacchi. L'odio nuoce gravemente a chi lo prova, lo scrittore al Festival Ebraica insieme all'ambasciatore israeliano. Mollicone di Fratelli d'Italia, sono qui per solidarietà. Antonio Polito ancora su queste argomentazioni, la sinistra e bersagli fuori fuoco, meglio più libertà, non meno contro i pregiudizi. Chiaramente, se vi affascinano queste argomentazioni, se siete affascinati da questo, il Corriere oggi è per voi. Il femminicidio non esiste, Vannacci bufera sulle frasi shock. Critiche bipartisan, la Carfagna raglio d'asino, la Bongiorno spero non gli manchi il delitto d'onore, e Furgiuele dal palco lancia il saluto ai camerati. Bah. Piantedosi e il pressing di Salvini. Cambio al Viminale? Ne prenderei atto. Signori, siamo sul quotidiano Il Corriere, pagina 15, un retroscena di Simone Canettieri. Semplice, se il quadro cambierà, ne prenderà atto e quindi lascerà il Viminale. Ma fino a quel giorno, se mai dovesse arrivare, Matteo Piantedosi è intenzionato a svolgere il suo lavoro con il massimo impegno e con un orizzonte progettuale di legislatura. Inutile dissimulare, è una frase complicata per il ministro dell'Interno. I colonnelli della Lega ormai lo chiedono ad alta voce. Al suo posto deve tornare Matteo Salvini, perché solo una gestione più politica della sicurezza può arginare l'ascesa di Roberto Vannacci. Se ne parla oggi
sul quotidiano Il Corriere, che spiega: alle prese con un forte calo elettorale, la Lega deve anche gestire l'emorragia verso futuro nazionale di Roberto Vannacci, dato in crescita nei sondaggi. Il partito di Salvini è tornato anche in pressing con gli alleati sul ritorno del leader alla guida del Viminale. L'ipotesi di dividere la Lega in un fronte nazionale e uno nordista ha creato tensioni al Consiglio federale di mercoledì scorso. Ogni decisione è stata rinviata e sapete che nei prossimi giorni ci saranno altre decisioni, ma io, più che pensare alla perdita di voti della Lega, che ripeto è abbastanza fisiologica ogni tot anni, penserei al fatto che, certo, come diceva Molinari, stiamo facendo di tutto e di più su questo fronte, ma ci vuole forse qualcosa veramente, qualcuno con il pugno duro sul fronte immigrazione. Non lo pensate anche voi che poi si tratti di rimpatri o di remigrazione, che è più o meno la stessa cosa? Ma ci vuole qualcuno col pugno duro, e quel qualcuno non ha altro nome se non Matteo Salvini. Quindi questo significherebbe solo avere risultati diversi, immediati, che provocherebbero sicuramente polemiche, ma Salvini in queste polemiche ci vive, ne è passato e ne ripasserà. Forse è lui l'uomo giusto al Viminale? Mi dite un vostro parere? 340-6709-659. Intanto Paola Di Caro, in taglio basso sul Corriere, oggi intervista Calenda. Vannacci è un pericolo. Ora serve un terzo polo che possa salvare l'Europa. Sarà lui il terzo polo? Calenda, oggi a Milano ripartiamo dal nostro 8%. E auguri. Giro di nuovo la pagina, ecco il risultato del referendum svizzero, ne parla per un paginone intero a pagina 19 il Corrierone. Svizzera, no al tetto alla popolazione, fallisce il referendum più costoso. Respinta la proposta anti-immigrazione col 54,8%, non vogliono staccare il paese dall'Unione Europea. Fallisce il referendum in Svizzera, non ci sarà il tetto all'immigrazione, nessun congelamento del paese una volta raggiunti i 10 milioni di abitanti. Ma il risultato 54,8% di no mostra come il tema dell'immigrazione sia divisivo, il più difficile da gestire per i partiti tradizionali. L'affluenza è stata da record 59%, si tratta del referendum più costoso della storia elvetica. Entrambi i campi hanno speso oltre 15 milioni. È stato promosso attraverso un'iniziativa popolare che ha raccolto le 100.000 firme necessarie dalla SVP, Unione Democratica di Centro dei Cantoni Italiani, partito della destra conservatrice populista, che è il più votato dalla fine del secolo scorso. Se fosse passato, raggiunti 9,5 milioni, sarebbero stati fermati i ricongiungimenti familiari anche da Francia e Italia. Dai 10 milioni sarebbero stati interrotti gli accordi di libera circolazione con l'Unione Europea. Non a caso si è parlato di una Brexit svizzera. Contrari tutti gli altri partiti, le associazioni industriali, i sindacati. In Parlamento su 200 deputati 123 si sono espressi contro il referendum, 67 a favore. Il governo ha dato indicazione per il no, eppure l'opinione pubblica sul tema non segue i partiti. Torneremo naturalmente di sicuro su questa argomentazione. Intanto sono le 9:21. A chi mi segue in diretta, se vuole, può entrare in onda con me. Come fare? Chiamando al volo 02 9294 7222 per commentare le notizie del giorno. E ce ne sono anche di brutta cronaca, come a pagina 21 del Corriere. Uccide la zia e la getta nel fiume. Il 17enne confessa: avevamo litigato. Venezia ha trasportato il corpo con una carriola. Gli attriti legati al patrimonio familiare. Chiara, la prof di italiano che viveva per la scuola, a un'amica aveva raccontato i continui screzi con il fratello. La commozione dei suoi studenti sarà sempre con noi. Siamo sempre sul quotidiano Il Corriere
con l'intervista a Dori Ghezzi, che racconta tante avventure del passato. A pagina 31, Battisti mi disse subito di Fabrizio De André: non sei una botte via, ti amerà. I festival in TV visti con lui, e Lavanoni chiamò Vasco il nostro gallo. Dori Ghezzi: alla prima lite di André mi portò un orologio importante e io glielo tirai dietro, non mi regalò mai più nulla. Bella intervista con tanti ottimi ricordi oggi sul quotidiano Il Corriere. 0292947222. Chi vuole entrare in diretta con Sammy Varin ora lo può fare. Sentiamo chi c'è in linea. Pronto? Buongiorno signor Sammy Lisetta. Buongiorno. Allora, sulla sicurezza, signor Sammy, non offendetevi, impariamo dagli USA. Allora, cosa volevo dire io? L'italiano medio, secondo me, ha la percezione che le forze dell'ordine arrestino i malavitosi, ma il giorno dopo i giudici li rimandano fuori. Allora, ci sarebbe un modo semplice, signor Sammy, per risolvere velocemente il problema. Basterebbe prendere ad esempio gli americani. Al terzo reato simile, ad esempio 3 borseggi o 3 cessioni di droga, vengono automaticamente condannati, dipende dalla legge di ogni Stato, da un minimo di 25 anni di carcere all'ergastolo, signor Sammy, senza possibilità di usufruire di un'uscita anticipata. Io mi accontenterei di una pena fissa di 20 anni. Avremmo processi molto più veloci e senza possibilità di interpretazione, oltre, secondo me, sempre a ridurne il numero per mancanza di malavitosi. Nient'altro, la salute e buona giornata. E noi l'amiamo, la nostra commentatrice. Trump-Iran, c'è l'accordo, titola oggi il quotidiano La Stampa, ma in centropagina: il femminicidio non esiste, nuova bufera su Vannacci. Come vedete è su ogni quotidiano. Ma sulla Stampa, e intanto chiamate 0292947222, restate in attesa che ora arrivo da voi, superando tutte le problematiche che abbiamo visto nel campo della politica, il patentino antifascista, eccetera, io vi porto a pagina 21 perché una cosa particolare sta avvenendo, ovvero l'invasione dei data center. La rivolta contro l'invasione dei data center. Lasciateci i campi, questo non è progresso. Un comitato contro il progetto di una maxi centrale per l'intelligenza artificiale, sarebbe la 70ª nel milanese. Teniamo per la salute. Eccolo il luogo, la zona dove sorgerà il data center di Zibido San Giacomo, il 70° nella provincia di Milano. Già, gracidare di rane all'ora del tramonto. Su questo balcone io e mia figlia abbiamo passato i nostri giorni più felici da quando inizia la primavera. Stiamo fuori, mangiamo, giochiamo davanti alla natura. Il pensiero di quello che vogliono costruire di fronte alla nostra casa mi riempie di rabbia e di preoccupazione, dice Gianluca Lena. Si guarda intorno, indica il punto esatto: sono troppe le incognite sulla salute. Nessuno conosce gli effetti a lungo termine. Se venissero con un'offerta da 300.000 euro non ci penserei 2 volte. Facciamo gli scatoloni e ce ne andiamo. Qui davanti vogliono costruire il 70° data center della provincia di Milano, il più grande di tutti, che verrà subito seguito da 71° a 300 metri di distanza tra la frazione di La Chiarella e Zibido. Al posto di queste risaie, tonnellate di server pieni di miliardi di dati, motori per le nostre domande all'intelligenza artificiale. Qual è la ricetta del pesto genovese? Che fine ha fatto McCoy Stipe? Per ogni domanda un posto fisico che la processa, per ogni risposta un costo energetico. Interessante. Ne parla solo il quotidiano La Stampa, oggi a pagina 21. 0292947222. Chi vuole parlare con me? Ciao Sammy, sono Marco da Mantova. Buongiorno. E chi ti parla non è un ecologista. Il sistema dominante vuole distruggere tutto ciò che è collegamento dell'uomo con la natura. Al di là di questo, prova a pensare alle distese di pale eoliche che sono state disseminate in terra e in mare. Vai a vivere vicino dove c'è un campo di pale eoliche a sentire che rumore che c'è. Ma al di là di questo io volevo parlare di un'altra cosa. Allora, Vannacci, ma
Tutto questo interesse da Vannacci, per Vannacci, è abbastanza strano. Ci sono dei poteri forti che lo vogliono. Se poi tu stamattina mi hai raccontato che dietro potrebbe esserci Renzi è un europeista. E l'Europa in questo periodo, in questi ultimi 2-3 anni, è sempre più di centrodestra. Vedi in Germania la crisi del governo, Merz, che a quanto pare, secondo un recente sondaggio, avrebbe soltanto l'8% dei consensi. Merz è un morto che cammina politicamente, tant'è che non sanno più come fermare AfD, che ormai sfiora il 30% dei consensi. In Francia il Macron, anche lui, poi tra l'altro non può neanche più essere rieletto, se dovesse andare così potrebbe essere la volta buona che vinca il Bardella per la Le Pen. Sempre più governi in Europa assomigliano più a un governo di centrodestra che a un governo SPD-PPE. E chi mi dice a me, e poi chiudo, che dietro il Vannacci ci siano sistemi europei che lo spingono proprio per far cadere il governo Meloni, che è sempre più un esempio in Europa proprio per quello che è e quello che fa. Io ti consiglio, chiudo davvero, di far ascoltare l'intervento di Bagnai alla fiducia che la Lega ha dato al governo giovedì scorso. 10 minuti ben spesi, spiegati bene e in maniera semplice. È proprio questo che lui va dicendo. Ciao Sammy, grazie. Grazie. Mi pare che lo abbiamo già ascoltato, però chiedo in regia a Francesco, prova a controllare l'intervento di Bagnai alla fiducia di una settimana fa circa, se l'abbiamo già trasmesso oppure no. Sì, l'orario, me ne vado. La stretta al telemarketing, signori, sempre sul quotidiano La Stampa ci sono buone notizie perché dal 19 giugno scattano le nuove norme sul telemarketing, stop alle chiamate per proposte commerciali senza esplicita autorizzazione, saranno considerati nulli i contratti stipulati al telefono a meno che non si fosse già espresso il consenso a essere contattati. È previsto un numero unico identificativo per gli operatori che dovranno iscriversi pena la validità del contratto. Il registro pubblico delle opposizioni è ancora valido e è stato esteso anche i numeri mobili alle caselle mail a uso professionale. Insomma, dal 19 giugno non ci rompono più le scatole al telefono? Signori, me ne vado. Certamente la rassegna stampa non si ferma perché poi dalle 11 a mezzogiorno siamo di nuovo insieme. Leggerò i vostri messaggi al 340 6709 659. Ascolteremo i bacchettoni di Informazione Cattolica con Matteo Orlandi, ma avremo anche un bravo cantautore, Teto d'Aprile, che ci farà ascoltare la sua Il cacciatore di lepri.